Noi siamo la seconda agricoltura italiana dopo la Lombardia, abbiamo 350 prodotti tipici. Dico che noi portiamo la nostra esperienza, che è identità, storia produttiva, ed è quell'identità che si deve poi trovare nell'etichettatura, nella tracciabilità, cose che ancora l'Europa non fa. Roma nell'occhio del ciclone per questo funerale del boss mafioso, cioè che ha accusato soprattutto da parte della Lega il PD, insomma colpa del PD. Beh, è la dimostrazione che la Lega, l'esistenza della Lega ha un senso. Dopo aver visto questo si capisce perché la Lega esiste. In che senso? Spieghi meglio. Nel senso che il Nord non ha nulla a che fare con questi contesti, con quello che sta accadendo. Del resto voglio ricordare che sempre al Sud è accaduto forse un paio d'anni fa, che addirittura durante la processione, in segno di riconoscenza nei confronti di un boss, si fermò la processione, si alzò la Madonna. Ieri a Padova un brutto episodio con un profugo che ha palpeggiato una ragazzina padovana. Cosa pensa di questo aspetto, di questa vicenda? Penso innanzitutto che se ne debba tornare a casa sua. Due, che non sia un profugo, perché uno che scappa dalla morte e dalla fame, l'ultimo pensiero che gli viene è quello di andare a molestare le donne del paese che le ospitano. Andiamo a verificare i requisiti di questo signore. I veneti, gli italiani, non hanno paura del diverso, i veneti e gli italiani hanno paura dell'ignoto, perché abbiamo di fronte delle persone che non sappiamo chi sono. Peraltro sappiamo con certezza che 2 su 3 non sono neanche profughi. Quindi questo è quello che diciamo noi. Noi siamo disposti ad accogliere i profughi, pensiamo che chi scappa dalla morte e dalla fame sicura debba avere una risposta dalla comunità italiana, veneta e internazionale, però non siamo davanti a un governo di incapaci che non ci manda profughi, ma ci manda 2 persone su 3 che sono dei migranti economici e spesso come questo.